Questa volta l'ultimatum arriva dalle cooperative. Ad oggi nel Padovano sono stati superati i 1600 profughi arrivati nei CAS, la prima rete di accoglienza, quella gestita dalle cooperative proprio per le prefetture. La prefettura di Padova ha espresso preoccupazione ieri in una riunione congiunta con Comune Provincia ed ULS 6. Le COP sono pronte ma non trovano alloggi, con il rischio di doversi appoggiare a Caritas e terzo settore. Critiche dunque le cooperative. Per Lega Coop Veneto la misura sarebbe colma. Gli enti gestori hanno riempito tutti gli spazi a disposizione, serve aprire un centro nuovo in via del tutto straordinaria. A preoccupare anche il tema dei minori non accompagnati. È notizia di pochi giorni fa che il governo ha imposto anche a Padova l'accoglienza dei minorenni, mentre finora erano orientati a Vicenza. Lo scorso 26 gennaio il prefetto Grassi aveva convocato tutti i sindaci della provincia proprio per parlare di accoglienza, una sessantina quelli che parteciparono su 102. In quell'occasione il prefetto si era rivolto proprio ai primi cittadini per chiedere loro di rendersi disponibili ad un'eventuale accoglienza diffusa.